Due diverse e distinte operazioni di polizia si sono svolte per abusivismo edilizio in una zona vincolata in Realmonte ed un'altra operazione ha riguardato un sequestro nella zona del porticciolo di San Leone. Lo riportano in una nota stampa i carabinieri di Realmonte che insieme alla sezione del Tribunale di Agrigento hanno sequestrato in esecuzione ad un provvedimento preventivo firmato dal GIP Luisa Turco un ampio apprezzamento di terreno in località Torre di Monterosso, località Realmonte, per presunte violazioni paesaggistiche. Si tratta, scrive il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, di un'area di circa 15 ettari e 2 manufatti allo stato grezzo, ricadenti in località Fondo Pergole di proprietà della società Agriper SRL. Numerose le persone coinvolte, fra cui un funzionario del comune di Realmonte e 2 dei beni culturali di Agrigento iscritte nel registro degli indagati. I funzionari avrebbero rilasciato le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche in contrasto con il vincolo di inedificabilità assoluta. Fra gli indagati anche Giuseppe Catanzaro, presidente autosospeso di Sicindustria. Il decreto di sequestro preventivo arriva a conclusione di un'articolata indagine coordinata dal sostituto procuratore Antonella Pandolfi. A fare scattare l'attività investigativa fu un esposto presentato da Legambiente nel 2013. Altra importante operazione è stata portata a termine dalla Capitaneria di Porto Empedocle, che ha sequestrato opere realizzate abusivamente nell'ambito di una struttura destinata a stazione rifornimento carburanti, bar e ristorante presso la banchina nord del porticciolo turistico di San Leone. I militari hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal pubblico ministero Paola Vetro per delle opere e varianti realizzate sul pubblico demanio marittimo in difformità al titolo concessorio, consistenti nel cambio di destinazione d'uso di una porzione di suolo inizialmente destinata ad autolavaggio e trasformata, ricostruisce ufficialmente la Guardia Costiera di Porto Empedocle in un'area giardino lounge bar. L'attività investigativa programmata dalla Polizia Demaniale ha come primario obiettivo quello di contrastare gli abusi perpetrati a danno del pubblico demanio marittimo, attività che viene sviluppata d'intesa con il procuratore capo Luigi Patronaggio e con l'aggiunto Salvatore Vella, attraverso un lavoro tecnico sui luoghi e verifiche documentali con l'ausilio del personale dell'ufficio tecnico del comune di Agrigento.